Nuova bufera sull'assessore Silvia Nizzetto per un patrocinio concesso a 2 corsi sull'autismo che si sono tenuti qualche settimana fa a Palazzo Rinaldi. È stata la consigliera comunale Maria Buoso di Treviso Civica durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale a presentare un'interrogazione per chiedere chiarimenti sugli enti che hanno organizzato gli incontri, un'associazione e una scuola parentale e sui 2 relatori. Che si presentano nel loro sito come rispettivamente geometra e laureata in scienze della formazione, nonché genitori di un bambino autistico. Ora, fatta salva ovviamente tutta la mia solidarietà e la comprensione per l'esperienza di questa famiglia, ma mi chiedo se queste qualifiche prima di tutto siano necessarie e sufficienti soprattutto a fornire un servizio per operatori della scuola pubblica a cui era rivolto appunto questo seminario su un tema così delicato. La scuola si presenta come creazionista, cioè non crediamo nelle teorie di Darwin che sono indimostrate e poi appunto sostengono che l'umanità discende da una sola coppia umana e questo è un punto abbastanza rilevante. Durante il suo intervento a Palazzo dei 300, Maria Buoso ha poi fatto riferimento a quanto scritto su Facebook da uno dei relatori. Nel suo post afferma che il meticciato umano, io capisco l'incrocio tra esseri umani che provengono da aree diverse, non esiste come fenomeno naturale. Da qui la richiesta di chiarimenti a Cassugana. Quando il Comune di Treviso dà il patrocinio a iniziative di questo genere, queste persone che messaggio stanno diffondendo quando formano operatori della scuola pubblica? Il sindaco Conte spiega come i progetti non vengano scelti in base ad un'ideologia particolare. Non sono state fatte scelte sicuramente di parte o di schieramento politico, sono stati valutati i progetti sulla base di quello che loro hanno presentato da un punto di vista di relazione. Cercherò di capire i criteri della commissione tecnica interna agli uffici che hanno vagliato i progetti, aggiunge poi il primo cittadino. Mi confronterò con l'assessore Nizzetto, ho chiesto anche un report di tutti i progetti, se ci sono delle criticità in qualche progetto o delle criticità legate a qualcuno dei relatori in tutti questi incontri, valuteremo e prenderemo provvedimenti. Chiederò per il futuro che i progetti debbano, soprattutto quando si parla di autismo piuttosto che altri temi legati ai ragazzi e al sociale, che ci sia maggiore approfondimento da parte degli uffici.